Ciao Napoliatnos, siamo in Napoli con tutto il cuore, ti chiedo di mettere mi piace al video e alla fine, se ti piace il contenuto, ti chiedo di iscriverti al canale. Grazie. Vai avanti Napoli. L'attaccante Federico Bernardeschi ha goduto del suo apice giocando per squadre come Juventus e Fiorentina, ma ha deciso di avventurarsi nella MLS. Indossa i colori della squadra del Toronto FC e forma una coppia offensiva con il connazionale Lorenzo Insigne. Nonostante abbia attraversato una buona fase con la squadra nordamericana, il giocatore ha lasciato le porte aperte alle squadre interessate a ingaggiarlo. Uno dei principali interessati al suo arrivo è un gigante della Serie A, che non dovrebbe risparmiare sforzi. Il Napoli vuole Bernardeschi. Secondo le informazioni diffuse dalla giornalista Fabiana Della Valle, Bernardeschi potrebbe presto firmare con un gigante di Serie A. La squadra interessata all'acquisto del giocatore è il Napoli, club in cui ha già una parentesi. L'ingaggio di Bernardeschi è una richiesta esclusiva del tecnico Rudy Garcia e gode del sostegno della dirigenza. Il giocatore non deve rendere difficili le trattative nel caso in cui venga fatta una proposta ufficiale per il suo acquisto. Lascia il tuo mi piace su questo video e iscriviti a questo canale in modo che YouTube possa avvisarti dei prossimi video. Grazie. Continua. Nonostante l'interesse, il Napoli sta attraversando un pessimo momento finanziario e non può investire ingenti somme di denaro nell'attaccante. Credono di poter raggiungere un accordo con gli americani senza bisogno di grandi somme. Bernardeschi si sta divertendo molto indossando i colori della squadra MLS del Toronto FC. Ad oggi ha segnato 13 gol, oltre a 5 assist, in 45 partite giocate in questa stagione. Secondo il portale Transfermarkt, l'ala 29enne è attualmente valutata complessivamente 6 milioni di euro. È entrato a far parte della squadra di Toronto in modo completamente gratuito dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus. Ditemi napoletani? Questo giocatore è bravo al Napoli? Oppure no? Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale perché è molto importante per la nostra squadra nel cuore. Grazie. Forza Napoli!